Che cosa sanno questi figli di dottori e di avvocati dei sacrifici? Che cosa sanno questi di quanto è dura la vita? Che cosa sanno questi pezzenti di quelli come noi? Con lo sguardo arrabbiato, gli occhi inquieti. Quelli come noi, sì, quelli come noi, che non saranno mai come loro, mai. Tutti vanno a fare feste, a divertirsi ma non Piero, che nella sua vita mai una volta è stato sereno. A 27 anni compiuti a dicembre Piero sente sulle sue spalle il peso di un destino avvilente. Piero ha fatto architettura, triennale magistrale, uno studente modello, 2 lauree da incorniciare. Gli hanno detto tenta il dottorato, andiamo a darci dentro. Gli stessi che quando ha toppato han detto hai perso tempo. Pazienza, Piero sa che la gente è volubile, le persone dicono sempre frasi stupide. Suo padre Giulio ha avuto un ictus lo scorso anno. Piero piange di nascosto, cerca di star calmo. La madre Anna Maria fa le pulizie in casa di questi avvocati pieni di soldi. Piero non sa come controllare la rabbia, questa vita disgraziata ai buoni non fa sconti. Questa vita disgraziata ai buoni non fa sconti. Piero è figlio di un impiegato, di un impiegato. Piero è figlio di un impiegato, di un impiegato. Piero è figlio di un impiegato sottopagato, che questo maledetto stato ha sempre umiliato. Piero da nessuno è mai stato aiutato. Piero è da una vita sottovalutato. Piero fa il tirocinio 12 ore al giorno nello studio di questo beota che sembra uno sgorbio e che gli dice brutto idiota stai zitto non ti pago. Piero sogna di ammazzare questo villano, questo pezzente che gli grida ti butto fuori. Questo gradasso leccapiedi di Berlusconi, questo vigliacco con la tessera di Forza Italia che l'ha sempre fatta franca e non l'ha mai pagata cara. Piero vuole andarsene, vuole un'occasione, vuole vendicarsi di questo buffone, vigliacco, cattivo, meschino e raccomandato, a cui tutto è stato dato e che non ha mai faticato. There's no turning back now. This is what makes me. This is what I am.